Siamo in compagnia di Luca Geroni, allenatore del Seregno, sconfitta 5-1 al Palazzo Orlando Pietri di Correggio contro la BDL Minimotor Correggio. Che partita è stata? Un Seregno che è stato per ampi tratti in partita, forse un risultato possiamo anche dire bugiardo per quanto si è visto in pista? Ma allora, innanzitutto voglio partire dal fare i complimenti al Correggio perché ha giocato un'ottima partita. Tra l'altro ho visto tutte le partite che hanno fatto finora e l'avevo detto anche ai ragazzi che secondo me era insieme allo Scandiano quella che stava giocando meglio in questo momento e stasera l'ha dimostrato, quindi complimenti a loro. Quanto al risultato, probabilmente un po' troppo pesante per noi, però io credo che comunque alla fine il Correggio abbia meritato di vincere stasera. Magari avrei preferito un altro punteggio, però vabbè, tanto il campo ha detto questo e quindi ci prendiamo questo e pensiamo già alla prossima di sabato. In fase di vigilia avevamo definito questa partita come il derby delle sorprese. Solo pochi mesi fa Seregno-Correggio era una sfida che valeva la salvezza all'ultima giornata e 3 punti potevano costare caro a una delle due formazioni e sono costati cari al Seregno che era retrocessa e poi dopo, lo ricordiamo, è stata poi ripescata nel campionato di Serie A2. Ecco, qual è il segreto di questo Seregno? Ma il segreto di questo Seregno sicuramente è il lavoro settimanale. Con questi ragazzi abbiamo iniziato all'inizio di settembre. Ho subito detto a loro di dimenticare assolutamente quello che era stata la stagione passata e di ripartire da zero. E diciamo abbiamo avuto il periodo della Coppa Italia fra alti e bassi, ma era normale che fosse così, e in campionato stiamo facendo bene, ecco, peccato per queste ultime 2 sconfitte a Scandiano sabato e oggi qua a Correggio, però questo non deve togliere nulla al percorso che stanno facendo sti ragazzi finora. Adesso ovviamente sappiamo che è un campionato difficile, è ancora lungo. I risultati che ci sono ogni settimana, ogni sabato dimostrano il fatto che non esiste una squadra che sia inferiore alle altre o una squadra che sia tanto superiore alle altre. È un campionato difficile, noi stiamo facendo benino, diciamo, perché per fare bene dobbiamo ancora migliorare qualcosina, però ecco, a oggi sono molto contento di quello che stiamo facendo. Ultimo passaggio, a livello personale secondo me uno dei migliori in pista nella partita odierna è stato Mauro Fiazza, classe 2005, personalità per avere poco più di 18 anni. Sì, guarda, la stessa cosa me l'hanno chiesta dopo la partita in casa con il Modena, effettivamente ti do la stessa risposta che ho dato quel sabato. In questo momento Mauro sta giocando molto bene, è cresciuto tanto da settembre a oggi, come ho detto l'altra volta, periodo di adattamento alla categoria, d'altronde lui veniva comunque da campionati under 19 e Serie B a Lodi, quindi la 2 è un bel salto, soprattutto a quell'età. Quindi adesso dall'inizio del campionato sta facendo veramente bene, è un giocatore importantissimo per noi, ma come ho detto anche l'altra volta, al di là di Mauro sono contento di quello che mi stanno dando tutti i ragazzi qua della squadra finora e so che continuando a lavorare come stiamo facendo sicuramente raccoglieremo poi i frutti a fine campionato. In bocca al lupo a Luca Geroni e il suo hockey Seregno. E viva il lupo e complimenti ancora al Correggio per la vittoria di stasera e in bocca al lupo per il vostro campionato. Grazie, ciao. Mister.